Chiese aperte, funzioni regolari ma con qualche attenzione. L'effetto coronavirus si fa sentire anche nelle nostre parrocchie. Dalla diocesi di Treviso nessuna comunicazione particolare ai parroci, tenuti però costantemente informati sulle indicazioni sanitarie stabilite dalla regione. Di certo quelle di domani saranno comunque delle celebrazioni eucaristiche velate da una maggiore attenzione per evitare possibili contagi, con alcune semplici precauzioni come quelle previste da Don Adelino Bortoluzzi nella parrocchia trevigiana di Santa Maria del Rovere. Domani dirò alle persone che vengono in chiesa che consegnerò l'Eucaristia nelle mani. Prendete e mangiate. Quindi perché non ci siano equivoci. In un secondo momento dirò anche che lo scambio della pace, se qualcuno ha paura, si può fare anche con un bellissimo sorriso, gli uni verso gli altri. Quindi non bisogna avere paura, però diciamo così, prevenire è meglio che curare. La prevenzione è logica ed è razionale, perché le inquietudini che creano queste notizie sono inquietudini su cui non si può fare a meno di pensarci.